Settima corsa, è la seconda prova riservata agli allievi, sono in 7 dopo il ritiro del numero 2, 1 perimetro bar Giacomo Marini, 3 Brevert Azac LG, Alessandro Esposito, 4 Zigzag B Claudio Di Stefano, 5 Baltic Mabel FM Manuel Limongelli, 6 Viller Mattia Spanò, in seconda fila 7 Byron Del Ronco, Massimiliano Romano e 8 Bramante Valentina Frateschi. Tanto c'è un cavallo rimasto indietro. Stacco della macchina, è il numero 4 di Zigzag B su Viller, poi dietro ai due Brevert Zac LG. Vediamo se riuscirà a scavarsi il posto Mattia Spanò, manovra che per il momento non è riuscita perché serra sotto perimetro bar. Tanto il cavallo che ha avuto problemi è stato Baltic Mabel FM. Arriviamo ormai ai 400 metri passati dall'allievo di Claudio Di Stefano, Zigzag B in 29,8. Si è adeguato all'esterno Viller, poi accenna la terza ruota numero Brevert 5 Zac, Baltic Mabel FM, anzi il numero 8 squalificato di Bramante, che sposta ma è molto largo, 600 metri intanto in 46 scarsi. Passaggio davanti alle tribune con in vantaggio sempre Zigzag B affiancato da Viller. Al largo in terza ruota Bramante, in seconda pariglia il numero 3 di Brevert Zac LG, lungo la corda sempre perimetro bar a precedere Byron Del Ronco, il giro è andato via in 1-1. Siamo sulla penultima curva, sempre in vantaggio Zigzag B pressato da Viller. Ormai mancano 600 metri alla conclusione, il chilometro viene passato in 1:16,6, retta di là, sempre affiancati i due allievi con perimetro bar lungo la corda, cede Brevert Zac LG, ormai il discorso della vittoria sembra fra i primi tre, ovvero Zigzag B, Viller e perimetro bar, retta di là passata in 14,2, siamo sull'ultima curva con Viller che insiste al largo, mentre serra sotto anche il numero 1 di perimetro bar, poco più di 200 metri alla conclusione, cerca di difendersi Zigzag B all'esterno Viller, retta d'arrivo, si butta di dentro perimetro bar, 3 cavalli in lotta, alla fine al largo Viller con Mattia Spanò, ma si difende ancora Zigzag B e alla fine Zigzag B che si difende su Viller e perimetro bar. 1:15,5 la media al chilometro per il figlio di Tossaut in percorso di testa. Zigzag B, Claudio Di Stefano vengono a vincere il training di Giuseppe Zanca, la scuderia Natalino, contro un ottimo Viller che l'ha fatta tutta aria in faccia, ma può essere solamente secondo davanti a perimetro bar.